Un'altra sera in Comelgo su questa storia delle Unioni Ladine ne porta cialò la stanza gnocchi Legar fa prove, gnocchi balla, gnocchi suona musica. I Legar in è un gruppo che nasce negli anni 80 dal secolo passò e in ha voluto portare su spettacoli in giro per Comelgo, ma Polcadore, adesso in parlo d'Italia, che la musica da carnaval del Comelgo fatta però con i balli organizzati polito e c'era un modo da esca per il presidente Eugenio D'Ambros de Francesco, per Luigi Chietre che in ha dovita questa bella esperienza che ormai dura da più di 25 anni e quindi sarà una serata di musica, ballo con l'allegria di Comeliane. Sei Eugenio D'Ambros, il presidente del gruppo dei Legar. Il gruppo dei Legar che nasce dall'84 per portare avanti la tradizione dal ballo, dal Comelgo. E nasce un attimo così per caso, perché se sono chattati una sera sulla sala della regola di Sciamazzen col Paris. Diversa denti, non era buona da nei compresi, non era un buon da parlare al Paris e appunto una sera facciamo il Paris sulla sala e purtroppo non era più nessuno che ballà. Allora che al punto gli ho deciso, ho detto che se continuano così logicamente il Paris io ho perso dai dogni. Allora ecco che ho un chatto doi anziani che ne ha insegnato a ballare al Paris e un tacco con Kelp un pianino nella lotta sono riusciti a portare avanti appunto questo spettacolo che portano in giro ormai da 25 anni sui vari anni logicamente è passata tantissima denti, tantissimi doni che ignudi
imparò a ballare il Paris, imparò a ballare la veccia, soprattutto perché la veccia è il ballo che ne dà la forza appunto per i regnanti, perché è questo ballo tipico del saltarin che chi è tra gruppi che hanno in giro e ne apprezza proprio perché ballon stu saltarin e dopo logicamente i pompiamini sono due degnanti e dan passo un festeggiò appunto i 25 anni dal gruppo. Allora, per me il gruppo è stato importante, diciamo, sul piano proprio come gruppo si vede la identificata, perché si è conosciuto tante persone e lei sul fatto da dire che si c'è l'amicizia, parli per dialetto, no, e vai in giro e diverti sulle manifestazioni che state, diciamo, che li più sentiti per conto mio e che all'estero, perché vi lo vedi proprio che si la denti si nostra ladina che fora comunque parlerà, ti dà tanta soddisfazione che dopo te torni e ti torna la voglia comunque da fai tutte le prove, perché io adesso ho 24 anni, sei là, sì che ti dà anche la forza da continuare, cioè nel senso che se fosse una roba fatta così si direbbe da dire va bene, si la sono persa invece, e per me il gruppo è questo, insomma, sta così in armonia con il resto della gente sia dal gruppo che dal pubblico. Io sono Marco, baldi Legar da 14 anni e sei contento da ballare da 14 anni di Legar. Il Legar, bel dire il suo nome, è allegria, un'allegria che ne portano in giro per il mondo e che ne sentono soprattutto dinzi nei, perché per trasmetterla a Chieta sicuro bisogna che l'una dinzi e non dinzi perché non c'è pas un'eredità dai nostri nonni, che c'è buona eredità dai suoi nonni e il tempo va da voi che savon anche noi. Tutto questo grazie alla musica, la nostra allegria è basata sulla musica, che sicuramente fa parte di una tradizione che sappiamo da noi e da quanto claion. Una tradizione della musica che spedi che si sfocia così dal momento più grande dal carnaval. La nostra nota aveva da fare fadì dall'ora d'Utlan, di stiadi, di campi, di boschi, d'inverno snalda manco, e allora visto che aveva snal più tempo balà, suonà e fa d'allegria e questo sono riusciti a fare arrivare fino al dì in cui grazie al carnaval che in un momento dell'anno hanno la denti per divertirsi, per sfogarsi, per dismantiare la dura vita che la so alle spalle dell'anvecchio e che è la cadanita l'anneo. E allora si fa festa appunto con il carnaval che da noi come il Guzzora sto mantignu da secoli e noi un ciaro a mantignilo. Non si fa il carnaval tutto l'anno perché è anche la caretta ma meno. Però noi come gruppo portano in giro la musica, portano in giro le tradizioni, portano in giro il nostro modo di vestire, le nostre arti, per far vedere anche durante tutto l'anno e posti anche lontano da chilò, che questa allegria, che questa musica, che questo carnaval
ne fa in modo che duri tutto l'anno in una maniera snalpi fina, insomma.